Buon pomeriggio dagli studi di Teleeuropa Network, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Qui Mercato. Da Anna Franchino vado a presentare subito il mio compagno di viaggio. Buon pomeriggio ad Attilio Malena. Buon pomeriggio a te Anna, buon pomeriggio ovviamente a chi ci segue da casa e un buonasera a chi ci seguirà in replica. Una nuova settimana all'insegna del calciomercato, oggi partiremo forte, quindi attenzione ai colpi di scena. Partiremo forte perché a Attilio manca una settimana proprio al via ufficiale del calciomercato, però insomma si stanno cominciando a delineare diverse situazioni, parleremo ovviamente delle iscrizioni ai campionati, di tanti altri argomenti, lo faremo in compagnia di Pier Giorgio Giorno. Buon pomeriggio Pier Giorgio. Sì, ciao a te Anna, un ringraziamento sia a te che a Attilio per l'invito. Allora Attilio, partiamo proprio con le breaking news di oggi. C'è una grafica che ci riporta in sintesi quali sono i colpi di mercato dell'ultima ora, possiamo dire. Per dire la verità è stato un weekend abbastanza ricco di notizie, al contrario di quanto si poteva preventivare all'inizio. Partiamo con il tris di pretendenti per Alberto Gerbo, che si svincolerà come tanti altri calciatori che sono sul mercato dal Foggia. Tris di pretendenti su Alberto Gerbo, ci sono Frosinone al momento in vantaggio, c'è anche il Benevento, ma c'è anche da registrare, forte del grande rapporto con Giovanni Stroppa, un interessamento concreto del Crotone. Tra pochissimo sviscereremo i nomi nuovi intorno alla formazione che anche il prossimo anno verrà guidata da Giovanni Stroppa. Il Pisa torna su Mungo, il Pisa cerca in questo momento uno specialista di raccordo tra centrocampo e attacco, è tornato su Mungo, ma piace anche il profilo di Nicola Bellomo, mentre per quanto riguarda il mercato di Serie C, domani, a meno di clamorosi colpi di scena, è previsto un summit in casa vibonese per delineare le strategie future. All'ordine del giorno, ovviamente, la scelta del nuovo tecnico. Partiamo innanzitutto dalla Serie B, Attilio, partendo proprio dal Cosenza. Con Pier Giorgio volevo approfondire un attimino il discorso dello stadio. Ieri abbiamo visto protagonisti al replay con Franco Segreto, proprio l'assessore allo sport del comune di Cosenza, Carmine Pizza, e il responsabile Luca Giordano del Cosenza Calcio. Insomma, c'è stato una sorta di tira e molla, ognuno dei due voleva avere ragione sull'argomento, però insomma Pier Giorgio, la situazione qual è? Nel senso che bisogna trovare un'intesa immediata, il Cosenza si farà carico insomma di questa spesa dei seggiolini, un'intesa immediata perché il pubblico rossoblu è stato il 12° uomo in campo in questo campionato. Sì, effettivamente Anna, questa è una querelle un po' stucchevole, se mi lasciate passare il termine, perché comunque dopo quello che è avvenuto la scorsa stagione alla prima giornata di campionato con Cosenza Verona è inimmaginabile che il prossimo anno si ripresenti la stessa situazione. Il Cosenza l'ha capito, hanno firmato questa convenzione, quindi il Cosenza si farà carico delle spese da effettuare allo stadio San Vito Gigi Marulla. E lo stadio, ricordiamo, è stato omologato e dichiarato idoneo per più di 21.000 posti, però le sedute al momento sono poco più di 6.000, quindi il Cosenza da qui a breve dovrà farsi carico dei cosiddetti sediolini, quindi ne dovrà ordinare almeno, non dico per l'intera capienza, ma almeno 7, 8, 9.000 per arrivare almeno ai 12-13.000. Eh sì, e quindi si tratterà di una spesa, considerato almeno a occhio e croce 20 euro per seduta, quindi è una spesa ingente che dovrà fare il Cosenza, senza considerare i lavori che dovrà fare per il drenaggio dello stadio. Quindi il presidente Guarascio dovrà anticipare una somma cospicua che il Comune si è detta pronta a scorporarla eventualmente dalla convenzione, che al momento però questa convenzione è della durata di un anno, quindi stanno ancora parlando, però alla fine credo che, come hanno spiegato anche qui nelle vostre telecamere, non c'è nessun tipo di problema per far sì che il Cosenza dal 24 agosto possa giocare in casa. Anzi, può essere anche prima, perché Pier Giorgio, ricordiamoci anche la Coppa Italia, che insomma via via adesso da qui in poi, Attilio, avremo anche tante notizie che riguarderanno i calendari, insomma.
Possiamo dire che questo qui mercato è un appuntamento molto atteso non solo dai tifosi, dal pubblico, perché insomma snoccioliamo vari temi. No, diciamo che i numeri ci stanno dando ragione su questo. Ovviamente ringraziamo chi ci segue con tanto affetto, certo, e chi ha iniziato a farlo per la maratona di calciomercato dal martedì ovviamente al giovedì, ma tante notizie, Anne, che riguarda un weekend molto fruttuoso. Tra poco ci arriveremo per quanto riguarda il Crotone, un Crotone che ha messo nel mirino una nuova pista per l'attacco, un Crotone che ha messo nel mirino una nuova pista per la difesa, e un Cosenza che si sta finalmente concentrando anche per cercare di sostituire e di ottemperare ad assenze molto pesanti, al momento quella di Dermaco, anche se tra pochissimo Pier Giorgio ci spiegherà nel dettaglio la situazione relativa al difensore albanese. Ma da quanto ci risulta il Cosenza avrebbe effettuato un sondaggio reale per un difensore esperto che conosce a meraviglia come le sue tasche la categoria, che è Raffaele Schiavi, un profilo che il Cosenza sta attenzionando con molta attenzione, prima ovviamente di entrare nel vivo nella questione che riguarda Dermacu e successivamente le permanenze, come abbiamo spiegato la settimana scorsa. Ormai tutto fatto per i rinnovi di Ide Bruccini. Su Saracco c'è stata una leggera frenata, anche complice i vari interessamenti che si stanno scatenando soprattutto intorno all'estremo difensore reduce da una stagione a corrente alternata. C'è il Catanzaro, c'è il Venezia, al momento frenata abbastanza importante rispetto a quanto preventivato settimana scorsa, e per le permanenze filtra un certo ottimismo per quanto concerne anche Daniele Sciaudone. La volontà del Cosenza in questo momento è quella di regalare a Piero Braia nuovamente il centrocampista, al momento di proprietà del Novara. Il Novara non intende in questo momento abbassare le sue pretese, abbiamo escluso una sua possibile destinazione come quella del Bari. Il Cosenza è sempre nella sua testa e gode di una corsia preferenziale. E vediamo proprio, c'è una grafica che riguarda il Cosenza e che riguarda proprio Sciaudone. Chiediamo a Enzo Leonetti in regia di farcela, di mostrarcela. Si parla di cavalli di ritorno, ovviamente cavalli di ritorno legali questi, assolutamente. Sciaudone potrebbe tornare in rossoblù. Cosa ne pensi, Pier Giorgio? Sì, come ha detto ben Attilio, Sciaudone è una richiesta proprio ben precisa del tecnico Braglia a Stefano Trinchera. Non è appunto un mistero che il Cosenza rivoglia Sciaudone, e non è nemmeno un mistero che Sciaudone voglia giocare in Serie B, perché Sciaudone per ambizione ha già comunicato al Novara di non voler proseguire il rapporto. C'è da dire che gli rimane un altro anno di contratto. Sciaudone è un centrocampista importante che percepisce a Novara circa 200.000 euro di stipendio, quindi gli è rimasto un solo anno. Il Cosenza con un'offerta biennale o triennale potrebbe spalmare questo ingaggio. Le parti sembrano vicine. Sciaudone appartiene alla scuderia di Romualdo Corvino, che è un canale preferenziale del DS Trinchera, quindi ci sono tutti i presupposti da qui a breve per rivedere il nostro DS16 ancora con la maglia rossoblù. Diceva Attilio prima di Dermaco, c'è qualche novità che riguarda proprio il difensore? Sì, allora su Dermacu non è un mistero che il calciatore, il forte centrale italo-albanese abbia più di un accordo verbale con il Parma, quindi dal 1° luglio probabilmente sarà ufficialmente un calciatore del Parma, però non è un mistero che il Cosenza non ha perso le speranze di riaverlo a capo della difesa silana. Appunto in questi giorni io ho verificato appunto la pista, e quindi il Parma è solito comunque ingaggiare molti calciatori per poi valutarli e decidere se tenerli o dare in prestito. Quindi Dermacu molto probabilmente inizierà a fare il ritiro col Parma, però poi qualora non rientrasse più nei piani della società ducale, il Cosenza, come ho scritto io tramite le colonne di Cosenza Post, sarebbe in pole position per riaverlo, perché il tecnico Braglia sta insistendo. Come ha detto benissimo Attilio, l'alternativa principale è Raffaele Schiavi della Salernitana, anche se Schiavi percepisce anche lui un bel ingaggio per il Cosenza, però al momento le piste calde per la difesa sono queste: il rientro di Dermacu tramite Parma, oppure andare su Raffaele Schiavi, che a giorni si svincolerà dalla Salernitana. E poi c'è la pista Embalo, perché c'è questa sorta di, possiamo dire, punto interrogativo sull'iscrizione del Palermo. Attilio, tu hai sentito il patron rosanero, poi lo faremo sentire anche in una conferenza stampa che hanno indetto proprio questa mattina i dirigenti siciliani. Insomma, qual è la situazione? È una situazione alquanto surreale. Ieri alle 23:59 il Palermo ha inviato la documentazione incompleta
per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie B. È una motivazione che effettivamente non sussiste, quella del ritardo telematico. In realtà la domanda che poi tutti si fanno intorno a questa fantomatica deposizione di questo accordo è perché il Palermo è arrivato alle 23:59 per depositare tale documentazione. Oggi, come ha detto ampiamente anche il Presidente Tutto lo Mondo, dovrebbe arrivare la famosa PEC. Al momento le carte, soprattutto le regole, impongono che il Palermo, ahimè, sia fuori dal prossimo campionato di Serie B, ma non possiamo assolutamente mai stupirci di nulla, anche perché la Serie B nel corso degli ultimi anni ha dimostrato veramente di non poter escludere alcun scenario, così come è accaduto anche negli anni scorsi con lo stesso Foggia, ma il Palermo oggi formalmente e ufficialmente non è iscritto al prossimo campionato di Serie B, anche se farà di tutto per cercare di ottemperare e tornare in corsa almeno con una penalizzazione, quindi tenderei a non escludere nessuna ipotesi anche su questo fronte. Andiamo proprio a sentire le parole dei dirigenti rosanero, c'è proprio una conferenza stampa del Palermo, chiedo ad Enzo Leonetti in regia di mostrarci. Smarchiamo subito il tema della garanzia fiduciaria. Mi è appena arrivata una comunicazione del broker che la polizza sta arrivando via PEC, indirizzata al Lega B e a noi come città di Palermo. Sul tema della fiduzione, quindi da questo punto di vista ribadisco che non nutriamo preoccupazione alcuna riguardo l'iscrizione del Club Palermo al prossimo campionato di Serie B. Sino a questo momento, benché siano state preannunciate 2 PEC del broker della compagnia, segnatamente non unica alle 23:59 come qualcuno sosteneva erroneamente, ma ce n'è una delle 21:10 che qui esibisco, vi faccio pure consultare, e un'altra di 23:59 che invia anche il testo della fiduzione conforme allo schema previsto dalle normative vigenti. A tutt'oggi o tuttora da parte degli organi federali non ci è arrivata nessuna comunicazione di segno contrario e opposto. Il problema nasce, come asseritamente comunicato direttamente dal broker assicurativo, da un asserito problema tecnologico della piattaforma della compagnia. In realtà ho anche una modesta esperienza in materia. Rispetto a qualche anno addietro, le compagnie abilitate segnatamente al ramo cauzioni, compagnie di assicurazione, così come le banche, le fiduzioni vengono generate in automatico dal sistema. Hanno avuto un problema proprio di crash sul sistema che è stato riparato stamani esattamente alle 10:17, quando mi è stato inviato un messaggio via WhatsApp dove mi viene detto chiaramente: la polizza sta arrivando con PEC, tutto ok, 10:27 ed è qui. Quindi, come confidavo ieri sera, confido tuttora oggi, che è un impedimento nascente da una causa di forza maggiore, non assolutamente riconducibile né nella volontà della US Città di Palermo e dei suoi esponenti, e non può essere addebitato come motivo di inadempimento. Ma queste sono questioni tecnico-giuridiche che affronteremo se le dovremo affrontare in prosieguo. Io oggi devo non rassicurare, documentare che noi abbiamo perfettamente, nel rispetto delle norme della tempistica, adempiuto a quant'altro richiesto per l'iscrizione al campionato di calcio. Qui c'è ampia documentazione che posso offrire in consultazione. Per quella di 17:05 di ieri, con PEC alla Lega B, è stata inviata la domanda di iscrizione corredata di tutti i documenti, e qui c'è una montagna di documenti che è solo una parte, perché tutto il resto è l'infrastrutturale che chiaramente per motivi di praticità non abbiamo qui presentato, e quindi con le vostre fonti non avete certo difficoltà a accertare sia in Covisoc, ma soprattutto in Covisoc, che come voi ben sapete si riserva il diritto di esprimere il proprio consenso all'iscrizione, se tutti i documenti siano effettivamente arrivati meno per tempo, e non potranno smentire quello che io sto sostenendo in questo momento a voi. Quindi cosa dirvi? Da un punto di vista tecnico, sostanziale e fattuale, l'iscrizione è conforme alla normativa prevista. Un fatto che non dipende dalla nostra volontà, che ci aspettiamo da qui a qualche minuto di essere ulteriormente confermato dall'arrivo della fiduciaria preannunciata, basta, mettere la parola fine a questa storia. Questo è quanto chiarito proprio dal patron del Palermo, però insomma ieri sui social dopo ovviamente la prima notizia di mancata iscrizione erano cominciate a rimbalzare le notizie per quanto riguarda Embalo. Certo, ma indipendentemente da come andrà a finire, io credo che la gente di Palermo non meriti più di prendere schiaffi, meriti rispetto, e anche in questa vicenda sembra che ognuno
faccia il suo gioco pur di non fare il bene del Palermo. Il Palermo in questi anni non solo ha fatto la storia del calcio italiano, ma soprattutto ha scritto delle pagine bruttissime in termini di sciagure finanziarie e gestioni scellerate dal punto di vista societario. Il Palermo, anche a costo di fallire, merita di trovare finalmente una pace all'interno della sua storia e soprattutto di una città splendida. La quinta città d'Italia non può assolutamente permettersi determinati schiaffi. Su Embalo è tutto in stand-by, logicamente, prima che la matassa Palermo possa sbrogliarsi, ma la certezza che abbiamo raccontato è che Embalo valuterà tutte le ipotesi che gli arriveranno, in primis quella del Cosenza, ma Embalo non ha chiuso la porta ad un trasferimento all'estero. È una partita aperta. Una partita aperta, Pier Giorgio, perché insomma a Cosenza dopo Tutino che insomma è tornato alla casa madre, servono questi attaccanti importanti, perché diciamo che nella seconda parte del campionato, a parte Tutino, insomma il Cosenza ha sofferto un po' in avanti. Sì, ma non è un mistero, come ha detto benissimo anche Attilio, Embalo è un obiettivo del Cosenza. Chiaramente è ancora troppo presto perché abbiamo visto in che condizioni societarie sono, quindi imbastire una trattativa al momento è veramente difficile. Poi al Cosenza potrebbe interessare anche lo stesso Fiordilino, che era stato trattato a centrocampo nella scorsa sessione di gennaio, però è ancora troppo presto per affondare il colpo, perché così come Baez, che la stessa Fiorentina ha fatto il cambio con Commisso, con Pradè, quindi sicuramente questi due calciatori, che sono stati due frecce di braglia, Baez e Embalo, sono due giocatori attenzionati fortemente dal DS Trinchera, però ci sentiamo di dire che non sono trattative facili e che bisognerà aspettare luglio inoltrato, se non i primi giorni di agosto, per entrare proprio, per riuscire a riportarli qui in maglia rossoblu. Mentre chiediamo ad Enzo Leonetti di preparare il collegamento telefonico con Paolo Amedeo, che sarà impegnato insomma, questa sera in un premio importante a Tilio, sul Crotone invece abbiamo detto che la scorsa settimana all'arrivo di Rutten anche il Crotone insomma, ha le idee chiare sul mercato. Sì, si muove sul fronte mercato, ne abbiamo parlato nel weekend alle colonne di tuttob.com, della nuova idea per la difesa. Piace molto Michele Camporese, che potrebbe anche svincolarsi, anzi si svincolerà dall'accordo con il Foggia, ma la suggestione per il Crotone in attacco è una suggestione orientale. Il nordcoreano Han è sul taccuino del Crotone, è un'idea che stuzzica particolarmente la fantasia del direttore generale Raffaele Vrene e del direttore sportivo Giuseppe Ursino. Ci sarebbero già dei contatti in corso abbastanza datati con il Cagliari, non è da escludere appunto un nuovo prestito in Serie B per l'ex calciatore del Perugia, tornato alla casa madre per fine prestito. Su Luca Vido, tra poco vedremo anche un video per mostrare ai tifosi del Crotone, per chi non lo conoscesse, le caratteristiche tecniche di Vido. Il Perugia ha inoltrato una richiesta formale per riavere nuovamente Luca Vido con sé, quindi per il Crotone c'è lo scoglio Perugia da superare per cercare di assicurarsi Luca Vido, ma ribadiamo, al Crotone piace Gerbo, anche se in vantaggio il Frosinone, piace moltissimo il profilo di Michele Camporese e la suggestione per l'attacco, l'ultimo nome, l'ultima idea sul taccuino dei dirigenti crotonesi è quella del nordcoreano Han. Sì, proprio compagno di squadra di Vido a Perugia. Dovremmo avere in collegamento telefonico Paolo Amedeo. Pronto Paolo, ci senti? Sì, buon pomeriggio a te Anna, buon pomeriggio a Tilio, buon pomeriggio a tutti i telespettatori di Tele Europa Network. Allora Paolo, sappiamo che sei impegnato in questo premio importante che ci sarà questa sera a Pizzo Calabro. Raccontaci tu un po' di questa cosa. Sì, è un premio che è ormai giunto alla seconda edizione quest'anno. Lo scorso anno nella prima edizione la location era quella della centralissima Vibo Valencia, invece quest'anno l'organizzatore Francesco Lagamba, figlio del compianto Salvatore Lagamba, ha deciso di spostarlo in una location straordinaria che è quella del Cattello in pieno centro a Pizzo, nella piazza Repubblica, con dei personaggi di grande livello. Mi viene insomma in mente uno su tutti, Armando Calveri, che ormai è il braccio destro e mente operativa della Lazio, che ha appena vinto, insomma, reduce dalla vittoria della Coppa Italia, ed è uno dei club in questo momento più virtuosi sotto il profilo dell'aspetto sportivo, ma soprattutto di quello
legato all'aspetto economico del club. Ci sarà l'intervento anche del presidente Claudio Lotito, avrebbe dovuto esserci il grande ospite di questa seconda edizione fino a 5-6 giorni fa, fino a che insomma non è scoppiata la situazione Roma. Avrebbe dovuto esserci appunto Francesco Totti, che insomma dopo la conferenza stampa e dopo aver dato le dimissioni dalla Roma non se l'è sentita insomma di scendere giù in Calabria in una situazione pubblica per ritirare il premio. Peccato perché insomma era tutto pronto per ospitarlo, però insomma sicuramente i personaggi che attorno al premio ci saranno questa sera saranno di grande livello. Ci sarà Nicola Pinda, prima firma della Gazzetta dello Sport, ci sarà Felice Natalino che rappresenterà l'Inter, capo scouting dell'Inter, e quindi insomma tanta carne al fuoco, anche mercato, perché no? Insomma, chiederemo sia ad Armando Calveri che a Claudio Lotito il futuro, Attilio, di Sergej Milinkovic-Savic, che insomma sembra essere ormai ai titoli di coda la Lazio. Sì, io sto attendendo proprio una tua dichiarazione, Paolo, quindi ce lo siamo ripromessi in privato, è una promessa che facciamo ai nostri telespettatori anche giovedì, magari di riportare un'intervista esclusiva al presidente Claudio Lotito, perché no, cerchiamo di fare le cose in grande. Paolo, venendo anche a questa grande kermesse, in una cornice fantastica, in uno dei grandi patrimoni della nostra Calabria, Pizzo Calabro, tanti ospiti, li hai citati tu, una serata però dedicata al compianto Salvatore La Gamba, un premio veramente importante che sta diventando sempre di più punto di riferimento per l'estate in Calabria. Assolutamente, un grande personaggio che ha dato tantissimo, soprattutto alla città di Vibo Valentia, sotto il profilo dell'ambiente sportivo, presidente dell'Inter Club, quindi insomma un uomo che da sempre si è speso per lo sport, ovviamente al collega Francesco La Gamba che è davvero infaticabile sul solco del lavoro fatto dal padre. Francesco, nel ricordo del padre, Francesco si sta davvero impegnando tantissimo per portare questo premio sempre più ad altissimi livelli, insomma devo dire che ci sta riuscendo perché sta preparando tutto nei minimi dettagli, nei minimi particolari. Saremo tra l'altro, Attilio, Anna, in diretta televisiva sul canale 65 con una puntata speciale di Fair Play and Football, quindi insomma visibile in tutta Italia, alle 21 in diretta, e ovviamente riporteremo poi anche a Teleropa Network quelli che saranno gli aspetti legati alla serata. Però insomma Attilio, c'è anche altro, no? Penso ne avrete già parlato con Anna, sì. Presentazione di Mimmo Toscano ufficialmente, noi l'avevamo detto, Attilio. Sì, lo faremo vedere, Paolo. Lo faremo vedere tra pochissimo perché l'abbiamo proprio, faremo sentire le sue prime parole. Io ti ringrazio per essere stato con noi, sì. Buona serata e in bocca al lupo. Buona conduzione a questo buona punto, conduzione. ricordiamolo, con Paola Palmieri. Buon mercato. Sì, Paola anche con noi ovviamente, che vi saluta e sarà protagonista anche lei. Grazie Paolo, noi diamo la linea alla regia per una breve pausa pubblicitaria e torniamo tra pochissimo. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Seconda parte di Qui Mercato, andiamo subito a Tilo, l'avevamo preannunciato, c'è questa clip che riguarda Vido, andiamola a vedere insieme.
Vido? Secondo me fa parte Luca Vido di quella ristretta cerchia di attaccanti che ha dimostrato in Serie B di poter spostare gli equilibri. Chi prende Vido secondo me fa un affare. Il Crotone si è messo in lista, c'è anche il Perugia, ma Luca Vido è uno di quegli attaccanti veramente per cui vale la pena cercare di oltrepassare l'ostacolo. Ha dimostrato anche abbastanza continuità nel corso delle ultime stagioni anche a Cittadella, è ancora giovanissimo, classe 1997, di proprietà dell'Atalanta, ex settore giovanile del Milan, un acquisto secondo me su cui poter scommettere. C'è poi il Venezia che ha preso Dionisi, Venezia che volevo chiedere a Pier Giorgio, ieri un attimino ha pensato di questa idea del ripescaggio e quindi insomma la presentazione di Dionisi era stata effettuata proprio nei giorni scorsi, mentre Vincenzo Vivarini proprio aveva detto no alla società perché puntava ad un campionato di Serie B. Che cosa sarebbe successo secondo ma te? sicuramente per quanto riguarda la società del presidente Tacopina dovremmo attendere gli sviluppi delle ultime ore, perché sicuramente il mercato resterà fermo in stand-by in attesa di conoscere la categoria, perché bisogna vedere se realmente il Palermo ha presentato questa fideiussione, se arriverà, perché il Presidente ha garantito che arriva, però dobbiamo capire perché chiaramente il Venezia in C farà un tipo di mercato, il Venezia in B ne farà un altro, quindi parlare un po' del mercato del Venezia è un po' difficile perché se non si chiarisce un po' in che categoria giocherà, sicuramente hanno scelto l'allenatore, però per il mercato bisognerà attendere sicuramente. E anche a Reggio Attilio hanno scelto l'allenatore, è arrivato Mimmo Toscano, si è presentato a stampa e tifosi, pubblico, insomma insieme a lui c'era il patron Amaranto. Andiamoli a sentire insieme e poi commenteremo proprio l'arrivo di Toscano e ovviamente anche il calciomercato delle altre squadre di Serie C. L'allenatore tecnico che abbiamo seguito per parecchio, però volevo non fare errori e quindi ci abbiamo pensato bene sopra e alla fine abbiamo scelto il signor Toscano, che secondo me è la scelta migliore che potevamo fare. Sono felice perché per me aver portato Domenico Toscano a Reggio è una grande soddisfazione. Io credo che la stagione non poteva partire meglio. Anzitutto devo ringraziare il Presidente e i direttori che mi hanno aspettato, perché non so quale società avrebbe aspettato tanto tempo per avere il suo allenatore, e quindi va dato atto alla società che mi ha aspettato e credere in questa operazione, perché ci avevamo stretti la mano. Sapevano che nel momento in cui io mi sarei liberato dalla Ferranti non avrei preso in considerazione altre situazioni, ma solamente la regia, perché il mio sogno era quello di ritornare nella mia città e sedermi in quella macchina. Sarà un percorso duro, arduo, Nemo Governo in Patria, secondo me è una frase fatta di circostanza, che se vanno bene le cose la togli di mezzo, se non vanno bene allora la confermi, quindi sarà il nostro lavoro che determinerà questa situazione. Sarà un campionato arduo, difficile, si parte da una base dal 7° posto, saranno 7 squadre che hanno fatto meglio di noi l'anno scorso, che partono da una base e vorranno migliorarla. Noi dovremmo essere bravi a scalare queste posizioni, attraverso il lavoro, tanto, perché c'è da fare tanto. Il Presidente ha detto della strutturazione, la società si sta strutturando, che credo che non serva solo l'allenatore, la squadra, credo che ci serva una strutturazione, un'organizzazione, commettere meno errori degli altri, perché non essere meglio più bravi degli altri, devi commettere meno gli errori degli altri. Sarà un campionato agguerrito, con piazze importanti e come il Reggio vorranno essere protagonisti, e noi ci auguriamo di essere protagonisti di questo campionato attraverso il lavoro. Vedo tanta frenesia nel sapere la squadra è l'ultimo dei miei pensieri e dei pensieri del direttore. Prima bisogna avere le idee chiare e seguire una direzione, compattezza soprattutto, perché tutte le componenti, secondo il mio punto di vista, portano dei punti, come
la vostra componente, la nostra componente, se si è tutti uniti e si passa nella stessa direzione, qualche punto in più lo possiamo fare. Non ci credo, Attilio, che l'ultimo dei suoi pensieri la squadra, perché insomma se Mimmo Toscano ha scelto di guidare la Regina, evidentemente il progetto che c'era alla base era un progetto ambizioso, perché insomma è sceso di categoria e quindi voglio dire che l'ha detto per un pochino, diciamo, fugare certo, i dubbi insomma dei tifosi, però lui sta già lavorando, sono sicura, sotto traccia insieme al direttore sportivo. Sì, è l'allenatore giusto al momento giusto e al posto giusto, conosce perfettamente l'ambiente Regina come le sue tasche, essendoci cresciuto e diventando anche uomo, conosce a meraviglia come si fa a vincere i campionati, reduce da qualche battuta d'arresto, ma conoscendolo ha talmente tanta fame di volersi imporre sin da subito nell'ambiente Regina. Credo che miglior scelta di questa la Regina non potesse fare per avere un progetto ambizioso come l'ha già dimostrato di averlo, per un mercato di gennaio straordinario in tema di nomi, anche in termini di investimenti economici, ma sarà un mercato della Regina diverso, sarà un mercato della Regina anche fatto di idee. Confermiamo quanto abbiamo detto venerdì con Mazzeo come primo obiettivo per l'attacco, a maggior ragione per Mazzeo se dovesse finire sul mercato degli svincolati. Mazzeo è un obiettivo anche del Bari, piace a qualche società di Serie B, ma la Regina ci sta puntando forte, ci sta lavorando da qualche settimana a questa parte. Faccio un passo indietro per le ultimissime sul mercato di Serie B. Partendo dalla Cremonese, che ha messo in cima alla lista come priorità per il centrocampo un altro calciatore in scadenza di contratto con il Parma, Scozzarella. Il Pescara è forte sia su Brignola che su Tumminello per l'attacco, tra l'altro richiesto anche dallo Spezia. Abbiamo parlato del sondaggio reale del Cosenza per Raffaele Schiavo, il Frosinone in pole position nella corsa ad Alberto Gerbo, anche il Pordenone da neopromossa si sta muovendo in maniera intelligente sul mercato, punta modulo per la difesa ed è ballottaggio a due per l'attacco tra Bocalon e Pietro Iemmello, incontro la scorsa settimana tra l'entourage di Pietro Iemmello e il Pordenone vuole fare le cose in grande e non si farà trovare pronto da qui alle prossime settimane. A Pier Giorgio invece chiedo sulla Serie C, sarà un campionato, l'ha detto anche Mimmo Toscano, abbastanza agguerrito, tante squadre che insomma puntano a questo salto di categoria, c'è la Regina, c'è il Catanzaro che insomma non l'ha mai nascosto e poi ci sono tante altre squadre che insomma arrivano da realtà importanti, c'è anche lo stesso Foggia, insomma. Sì, guardando il girone del meridionale è veramente più che una Serie C, è una B2, sì. Anche se in settimana ho letto che ci potrebbero essere, come era un tempo, non più i gironi nord, sud, centro, ma dei gironi misti, perché se confermassero quel girone in Serie C, sinceramente tra Regina, Catanzaro, Foggia, Bari, certo. Catania, è un campionato che non avrebbe nulla da invidiare alla Serie B per blasone e per prestigio. Assolutamente, tra l'altro un profilo che abbiamo attenzionato e abbiamo accostato in orbita Catania, quello di Giacomo Modica, che attende sempre una risposta della Vibonese, a suggellare un girone ulteriormente di fuoco. Il Cerignola si considera già virtualmente in Serie C, ripescato al 99% dei casi, fa sul serio per raggiungere Giacomo Modica. Altro obiettivo importante, corsa 2 per la panchina con Leonardo Colucci, cresciuto proprio a Cerignola. Altra notizia che riguardano le prime idee del Frosinone di Alessandro Nesta, abbiamo detto di Gerbo ampiamente, piace molto anche il profilo di Falletti e piace molto duello con il Perugia per raggiungere un altro pezzo pregiato svincolato di Casafoggia, Francesco Deli. È una Serie C che si prospetta veramente a partire veramente in maniera forte, tra l'altro la Regina che ha già raggiunto 2 intese di massima, una con l'estremo difensore Enrico Guarna, l'altro con il difensore centrale Cristini. La Regina di Mimmo Toscano sta finalmente prendendo corpo, non solo in termini di idee ma anche in termini concreti finalmente. E poi c'è il Rende che insomma ha puntato su un allenatore giovane che però insomma punta ovviamente alla salvezza. Pier Giorgio ha fatto bene negli anni precedenti, prima con mister Modesto, precedentemente anche ha fatto benissimo, insomma è un Rende che vuole arrivare a questa salvezza, anche se il campionato, come dicevamo, se si profila nord-sud insomma
insomma sarà abbastanza difficile, diversamente potrebbe dare anche qualche spiraglio in più. Sì, secondo me sarà un campionato difficilissimo per la squadra del presidente Coscarella, perché appunto quello che abbiamo detto prima è un campionato da far tremare i polsi. Poi leggendo le ultime notizie di mercato, in pratica il Rende non dico che sta smantellando, ma quasi, cioè ha cambiato totalmente rispetto al passato, sia l'allenatore sia il direttore sportivo, e gran parte dei giocatori sono andati via tranne Rossini. Quindi poi sarà un campionato ulteriormente difficile, perché faranno in pratica, hanno chiesto il campo di Vibo per giocare perché c'è in cantiere il nuovo stadio, quindi il Rende dovrà organizzarsi bene, però negli anni ha dimostrato di saperci fare, prima con Trocini, poi con Modesto, adesso con Andreoli, quindi sicuramente sarà per la squadra biancorossa ancora la linea verde il fattore predominante, però è un campionato veramente veramente duro. Cioè. Non voglio saltare di palo in frasca, intanto chiedo ad Enzo Leonetti di prepararci proprio l'altro collegamento telefonico, l'ultimo della giornata, però insomma anche in Serie B ho visto che le panchine ci sono molti allenatori insomma importanti, ex campioni, abbiamo visto anche a Benevento nelle scorse settimane che insomma è arrivato Inzaghi, tanti allenatori importanti che però non è detto, insomma abbiamo visto anche l'esperienza passata di Pancaro, il nome faccia ecco, porti avanti la squadra e ovviamente possano ambire agli altri livelli. Ecco. Sono tutti reduci da qualche colpo vuoto, no? Pippo Inzaghi a Bologna, lo stesso Alessandro Nesta e lo stesso Fabio Grosso, tutti quanti devono dimostrare qualcosa e io credo che, come giustamente dicevi tu Anna, non tutti hanno dimostrato ampiamente il loro valore, anzi Alessandro Nesta ha dilapidato il patrimonio di Roberto Breda lo scorso campionato fallendo miseramente l'obiettivo a Perugia. Pippo Inzaghi però ha dimostrato di far bene costruendo un'identità di gioco con il Venezia. Vedremo come si evolveranno la stagione di queste squadre, sicuramente saranno protagoniste sul mercato, ma facendo questo ping pong, perché le notizie continuano ad arrivare a getto continuo. In tema di Catania, per la panchina del Catania il grande nome, il grande favorito resta Andrea Camplone, ma c'è una mina vagante, c'è stato un contatto diretto tra il direttore Pietro Lo Monaco e Massimo Carrera per valutare eventualmente la fattibilità di un accordo per l'ex tecnico dello Spartak Mosca, ex assistente di Antonio Conte. Potrebbe essere realmente una pista affascinante. Tra l'altro tu prima parlavi del Venezia e Dionisi, il Venezia che sta lavorando per liberare Dionisi dall'Imolese verserà la clausola rescissoria da 130.000 euro per cercare o in un senso, in caso di Serie B, o nell'altro senso di affidarsi all'allenatore che maggiormente probabilmente ha convinto gli scettici all'inizio della stagione, con una stagione straordinaria, senza nessun pronostico dalla sua parte alla guida dell'Imolese. E poi c'è questa Serie A, Pier Giorgio, che insomma anche lì il mercato ci regala tante sorprese, a partire dagli allenatori. Abbiamo visto nelle scorse settimane, la scorsa settimana proprio la presentazione di Sarri alla Juventus, Conte all'Inter, poi ci sono ovviamente tanti giocatori accostati a uno o all'altra squadra, vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. È un calciomercato che ci porterà fino al 1° di settembre, quindi insomma ci accompagnerà per tutti questi caldi mesi estivi. Quest'anno, hai detto bene Anna, sarà una calda estate con un mercato lunghissimo che si concluderà i primi giorni di settembre e quindi appassionerà tutti gli sportivi dalla Serie A fino alla Serie C, fino alla Serie D, perché come ha detto Attilio il mercato è un continuo evolversi di situazioni, quindi spesso con lui ci confrontiamo, stiamo fino a tarda ora alla ricerca di scoop, di notizie, quindi in Serie A sì, c'è stato il clamore dell'arrivo di Conte all'Inter, io sono simpatizzante interista e non mi sarei mai aspettato appunto l'approdo del mister sulla panchina nero-azzurra, così come non mi sarei mai aspettato l'approdo di Sarri su quella del Napoli, però questo è il calciomercato e anche il bello del calcio, cioè chi ti era acerrimo nemico prima adesso è il tuo condottiero. Quindi... E poi c'è questo Lecce che insomma si trova in Serie A quest'anno meritatamente, ottimo lavoro fatto dal direttore sportivo Meloni.
Meluso, un Lecce che insomma deve puntare a mantenere la categoria. Sì, il Lecce che comunque sta facendo una mezza rivoluzione sul mercato, perché il DS Meluso ha capito che c'è una differenza abissale tra la Serie A e la Serie B, quindi è vero che ha confermato gran parte dell'organico, però è anche vero che il Lecce si sta muovendo bene a 360 gradi, soprattutto con obiettivi esteri. Si è parlato di Ilmaz, di Appia, insomma di tanti giocatori di Tonelli, di giocatori che conoscono già la Serie A, perché comunque un conto è vincere la Serie B, un conto è riuscirsi a salvare in Serie A, e abbiamo visto poi le difficoltà che hanno avuto le varie squadre che sono salite, tipo il Frosinone. Tanti giovani Il Lecce interessanti. che adesso ha formalizzato l'arrivo di Benzar, difensore che arriva dalla Steaua Bucarest, un colpo effettuato dalla formazione salentina che attinge, come giustamente diceva Pier Giorgio, nuovamente dall'estero. Possiamo dare anche come ultima ora Domenico Franco in dirittura d'arrivo al Cesena, con Francesco Modesto che a meno di clamorosi colpi di scena riavrà nuovamente un suo fedelissimo che ha salutato Rende. Domenico Franco addirittura quindi al Cesena, e poi la Juventus che non si concentra solamente sui grandi colpi che abbiamo raccontato, Rabiot fino a De Ligt che è vicinissimo con un ingaggio formalmente raggiunto da 12 milioni di euro, ma è vicino anche al classe 2003, giovane talento del Pescara, Caliò. Anche questa trattativa in dirittura d'arrivo, si vede il traguardo, quindi una giornata veramente importante di calciomercato tra Serie A, Serie B e Serie C, un mercato che si appresta, come giustamente dicevi tu Anna, ad entrare nel vivo non solo in maniera ufficiosa ma anche finalmente in maniera ufficiale. Mi hanno chiesto alcuni piccoli tifosi della Juventus, l'arrivo di Pogba, a che punto siamo? Ecco. No, l'arrivo di Pogba chiaramente con una spesa ingente per il cartellino di De Ligt, tra i 70 e gli 80 milioni, è chiaro che poi la Juventus qualche valutazione in più sul nome di Paul Pogba la farà. Che Paul Pogba sia nel mirino della Juventus e che la Juventus stia lavorando per lavorare Paul Pogba, per riportare Paul Pogba a Torino, su questo sicuramente non ci piove, ma la valutazione che ne fa il Manchester United, tra l'altro senza valutare nessuna contropartita tecnica, da 150 milioni di euro, è un ostacolo al momento insormontabile. Tra l'altro dalla Serbia fanno sapere come un altro obiettivo della Juventus, Milinkovic-Savic, sia praticamente molto vicino per 80 milioni di euro al Paris Saint-Germain. Il Paris Saint-Germain che, come abbiamo svelato qualche settimana fa dalle colonne di Calciomercato Report, farà un tentativo per Gigi Donnarumma, attingendo quindi, come ha fatto nella scorsa era Leonardo, anche con Verratti. Tra l'altro il weekend è stato il weekend contraddistinto dalla trattativa per Veretout. Tra poco ci arriveremo, ma prima forse abbiamo da vedere qualcosa, no Anna? Sì, vediamo proprio questa clip che riguarda questo importante giocatore. You the one I like, come put your body on might, keep it up all night, don't let me down, down, all night, give me mad love, all night, give me mad love, all night, give me mad love, yeah, don't let me down, down, all night, give me mad love, all night, give me mad love, all night, give me mad love, yeah, don't let me down, down. You come over, we could chill, tell each other how we feel, but baby, know I love the thrill, when you put it down, I'm alright on my own. Però in chiusura io lo voglio dire, questo mercato così lungo non è che mi piace tanto. No, a me sinceramente piace perché mi fa divertire fino al 2 settembre, ma a parte gli scherzi... Perché si concentra, è meglio più concentrato e con colpi che arrivano. Ma poi lì si impazzisce con nomi a raffica in maniera completa. Chiudiamo brevemente su Veretout. È stato il weekend di Veretout con la Roma che è tornata all'assalto, sperava di chiudere ma non l'ha fatto, recapitando una proposta importante da un quadriennale da 2 milioni e mezzo di euro a stagione. Il Milan si è mosso con Boban, ne abbiamo parlato nella scorsa settimana, è una partita aperta, il calciatore in questo momento è a Napoli. Questa mattina ha avuto un summit con il suo entourage Mario Giuffredi, che tra l'altro è tornato dall'Albania per il matrimonio di Yusai, altro suo assistito. Anche qui una partita aperta con la Roma che confida nel summit e veramente in una riunione andata in scena per più di 3 ore e mezza, partita aperta con Roma e Napoli, con Roma e Milan che si giocheranno il cartellino di Veretout. Milan scatenato che attende Kabak pagando la clausola rescissoria da 15 milioni di euro, un Milan che ha confermato il gradimento per Kovacic. È stato proposto a Massara anche il nome di Murru, che nel caso in cui venisse ceduto Rodriguez indipendentemente da Teo Hernandez che ha incontrato Maldini ad Ibiza, Murru è un nome caldo per il Milan che valuta anche dei sacrifici, non solo Donnarumma, ma qualora arrivassero delle proposte
sia perché sì, ma anche per Rodriguez il Milan le prenderebbe in considerazione. Volevo parlare di Under 21, di calcio femminile. Attilio, purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato, magari approfondiremo domani questi argomenti. Io ti ringrazio, ritroveremo Attilio Malena domani sempre alle 15 qui su Teleuropa Network. Ringrazio Pier Giorgio Giorno per essere stato con noi. Grazie a voi, è stata una puntata piacevole e scorrevole. Grazie per essere stati con noi, grazie a Michele Cava alla Camera, Francesco Camposani ed Enzo Leonetti in regia, Piero Arena, insomma grazie a tutti, ci rivediamo domani. Volevo credere a qualcosa, forse un po' di più, di frasi a metà non ne posso più. Tu che mi scrivi in direct, sono andato alle Hawaii. Felicità è un gusto che non prendo mai. Diremo pure ad Eva che un morso alla mela ti cambia la carriera ora. Mordi Eva e lasciami ballare dentro di me c'è un vento che porterà via. Dite ad Adamo che senza peccato chiudi la busta Maria. Scappo da questo motel, questa casa non è più la mia. Ho imparato con occhi diversi che sotto la pelle restiamo noi stessi. Che l'estate ad un passo da me, che l'estate non fa per te. Che l'estate ad un passo da chi sa sognare come me. E lasciami ballare quando il sole sale sento la vuoi sentire il cambiamento sotto una luna nuova, da una finestra suona la musica che fa. Diremo pure ad Eva un morso alla mela ti cambia la carriera ora. Mordi Eva. Diremo pure ad Eva che un morso alla mela ti cambia la carriera ora. E lasciami ballare tutta l'estate quando il sole sale sento la vuoi